ancora Pirlo di tacco, tiro, gol! Eccoci rientrati in studio, penalty tutte le domeniche a partire dalle 19:30 con i risultati, le classifiche e i commenti dal campionato di interregionale sino alla prima categoria. Salutiamo Giulia che adesso ci raggiunge perché è arrivato il momento della seconda parte della nostra trasmissione. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. E salutiamo anche in postazione Francesco Rametta, Ciccio per gli amici. Ciao Ciccio. Ciao Ettore. Ben trovato, con lui parleremo del campionato di promozione, i nostri ospiti come abbiamo già anticipato sono rimasti qui, anche perché tra poco parleremo di questa bellissima realtà che attualmente è la Leonzio, la Sicula Leonzio per essere più esatti, no? Questo fatto di oggi aver vinto contro il Giare, uno scontro diretto, probabilmente vi ha lanciati all'inseguimento del primo posto. Sì, diciamo che noi ci siamo prefissati con il mister, la società e tutti i giocatori di fare più punti possibili. Poi tutto quello che verrà. Perfetto, alla fine poi vediamo quello che abbiamo raccolto a fine stagione. Perfetto. Allora parliamo subito dei risultati, lo facciamo con il girone A del campionato di promozione. Oggi era la 9ª giornata del girone di ritorno. Montemaggiore Dattilo 1-0. Salemi Delfini Vergine Maria 3-1. Cefalù Favignana 2-1. Cus Palermo Linni Trapani sospesa. Paceco Strasatti 3-1, Castellammare Monreale 2-0, Fulgatore Real Calcio 2-0, Riposa Città di Carini. In classifica sconfitta del Dattilo, mentre invece la Paceco con questa vittoria allunga un po', anche se solo di un punto, in classifica e la troviamo a questo punto al primo posto. Guardiamo la classifica nel suo dettaglio. Paceco 45 punti. Dattilo 44, Salemi 42, Cefalù 41, Monreale 38, Ligni Trapani 37, Montemaggiore 36, Castellammare Calcio 94, 33 punti, Real Calcio 29, Fulgatore 25, Favignana 24, Cus Palermo 22, Delfini Vergine Maria 21, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. In questa classifica sottolineiamo che il Cefalù, il Ligni Trapani, il Favignana e il Delfini Vergine Marie hanno una partita in meno, mentre il Cus Palermo ha 2 partite in meno. Commento tecnico di Ciccio Rametta. Sì, allora Ettore, la prima cosa che salta all'occhio analizzando i risultati della classifica di questa giornata è quella che il fattore campo l'ha fatta da padrone. 7 partite, una sospesa, quella di Palermo tra Cus Palermo e Ligni Trapani, non conosciamo ancora i motivi, supponiamo non siano meteorologici visto il bel tempo che c'è stato sulla nostra isola. Non sappiamo il motivo, cercheremo di saperlo, ma escludiamo questo fattore. Allora, solo vittorie interne, 6 vittorie interne. Cominciamo sempre dalle squadre di testa, quindi contro sorpasso del Paceco che ha vinto ovviamente in casa come tutte le altre, sconfitto il Dattilo, hanno vinto invece Salemi e Cefalù, sconfitto anche il Monreale. Nella zona playoff Montemaggiore e Castellammare, che abbiamo sempre indicato come squadre di centro classifica, a questo punto le possiamo candidare in questo sprint finale per entrare nei playoff. Mentre invece il Real Calcio con questa sconfitta di Fulgatore si è fatto invischiare nella lotta per non retrocedere, che a questo punto diventa molto appassionante. In coda infatti sconfitti Favignana, Delfini Vergine Maria e Strasatti, sospesa il Cus e riposava il Città di Carini, quindi solo il Fulgatore ha fatto punti. Ecco, una battuta velocissima anche con i nostri ospiti, parliamo con Vadalà, il girone del Trapanese vive in questo momento un po' di intensità, no? Si vive di riflesso anche con questa bella favola del Trapani in Serie B, sì, Paceco e Dattilo che comunque si stanno dando battaglia. Tutti i gironi di promozione, se guardiamo, sono distaccati di 2-3 punti le prime 5-6 squadre, se guardiamo tutti i gironi. Quindi questa è la dimostrazione che anche la promozione è sempre un campionato molto difficile. Specialmente il Palermitano penso che sarà non difficile. Palermitano e Trapanese pure, infatti.
Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, anche in questa occasione i risultati e poi la classifica. Santagiolese, Atletico Villafranca 6-0. Ciappazzi, Castelbuono 2-2. Castelbuonese, Città di Milazzo 2-2. Fiumefreddese, Ghibellina 2-1. Torregrotta, Randazzo 0-0. Pistunina, Sinagra Calcio 3-1. Riviera Messina Nord, Sporting Taormina 1-2. Riposa Mamertina. Lo scontro al vertice tra Castelbuonese e Città di Milazzo è finito in parità 2-2 e in classifica bene o male ci si è spostati poco, nel senso che le posizioni sono rimaste quasi uguali come quelli della scorsa settimana. Comunque la classifica che guardiamo è abbiamo appunto in testa la Castelbuonese con 52 punti. Guardiamo nel dettaglio. Castelbuonese 52 punti, Sporting Taormina 51. Città di Milazzo 47, Santagiolese 42, Pistunina 40, Ciappazzi 31, Mamertina 30, Sinagra 29, Randazzo, Torregrotta, Castelbuono 27 punti, Fiumefreddese 26, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 10, chiude la classifica Atletica Villafranca con 7 punti. Io ho l'impressione che in questa domenica la squadra che ne ha approfittato di più in questo girone B del campionato di promozione sia stato lo Sporting Taormina, no? Che alla fine ha guadagnato 2 punti sia sul Milazzo che sulla Castelbuonese. Sì, indubbiamente Ettore, lo Sporting Taormina doveva approfittare di questo scontro diretto e l'ha fatto, anche se di misura. Continua secondo me a attraversare un periodo un pochettino di difficoltà in quanto affrontava la terzultima e quindi anche se fuori casa poteva forse far meglio, ma contano i 3 punti. Allora, 24 gol segnati in questo girone, quindi se la cosa, diciamo, il tema principale del girone A è stato il fattore campo, il tema del girone B è stato quello degli over, come li chiamo io, tantissimi gol, a parte lo 0-0 di Torregrotta. Zona, diciamo, di vertice sei stato già molto chiaro tu, continuiamo a circoscriverla a 3 squadre, ma secondo me oggi il Milazzo forse ha perso l'ultimo treno, doveva andare a vincere, una grande occasione. Quindi Castelbuonese e Taormina in pole position fino alla fine giocheranno per il primo posto. Definitissima anche la zona playoff, direi, con il Pistunina che con quest'altra vittoria si porta a più 9, per cui credo che possiamo già oggi dire quali saranno le squadre che affronteranno i playoff, tranne la prima che andrà su direttamente. Io dal Ciappazzi che ha 31 punti fino a, diciamo dal Ciappazzi in poi, includo tutte queste squadre nella lotta play-out invece, perché mentre Atletico Villafranca, Ghibellina e Riviera Messina Nord sicuramente disputeranno i play-out, le altre 2 squadre usciranno fuori alla fine. Oggi pesantissima la vittoria della Fiumefreddese, per cui tutte sono a rischio. A proposito della zona alta di questa classifica, vada là, vediamo che abbiamo Castelbuonese, Sporting Taormino, ma soprattutto il Città di Milazzo, che forse oggi, come abbiamo detto poc'anzi, ha perso una grande occasione per cercare di agganciare la vetta. Le 2 squadre avanti stanno viaggiando a ritmi impressionanti. Vanno bene, soprattutto la Castelbuonese quest'anno ha realizzato un campionato. Io penso che alla fine la sfonderà del Taormina. Sono controcorrente perché conosco alcuni giocatori, queste 2 squadre sicuramente sono squadre, anche la terza squadra, il Milazzo, sono attrezzate per fare l'eccellenza, non per fare... Beh, sappiamo tutti perché il Milazzo è lì in questo momento, no? Il fatto di aver rinunciato al campionato dei professionisti e poi l'ha fatta scendere di categoria notevolmente. Sì, queste 2 squadre secondo me se la giocheranno a questo punto. Il Taormina ormai la vedo molto lanciata sul primato. Benissimo, vada là, invece per quanto riguarda, no scusami D'Antone, per quanto riguarda invece la zona retrocessione, ha detto bene che la Fiumefreddese probabilmente ha fatto un passo verso la salvezza? Sì, sono d'accordo, credo che la Fiumefreddese ha fatto un passo verso la salvezza. Ce la farà a salvarsi? Sì, ma credo di sì, è alla portata. Anche perché insomma a Fiumefreddo sono abituati a lottare, no? È una piazza che ogni anno attraverso varie vicissitudini comunque fa sempre delle squadre intense, sia per la retrocessione ma anche, come è capitato altre volte, per la vittoria finale nei vari campionati in cui ha partecipato. Insomma anche in questo girone credo che comunque bisogna aspettare ancora qualche domenica.
domenica, Ciccio? Sì, indubbiamente, ormai siamo al rush finale, per cui i giochi saranno presto fatti. Benissimo. Ok, detto fatto, noi a questo punto congediamo Salvo Vadalà, direttore sportivo dello Sporting Via Grande, campionato di eccellenza. Oggi grande pareggio, seppur in casa, con la prima in classifica, la Tiger, quindi comunque andate è stato un gran successo. Che ci possiamo stare bene, anche se col Siracusa l'ultimo minuto abbiamo perso. Voi siete una società giovane, Molto una squadra giovane, un allenatore giovane, in questo momento sempre molto vincente, quindi infatti. E poi con state buttando le basi magari per un progetto a largo raggio già per la prossima stagione? Di buono con i piedi per terra, perché oggi fare un campionato di eccellenza, se ti esalti puoi perdere anche la testa. E se cadi poi dopo è difficile rialzarsi. Molto difficile, no, qua sono abbastanza maturi per stare con i piedi per terra. Benissimo, allora auguriamo il buon lavoro a Salvo Vadalà, direttore sportivo dello Sporting Via Grande, salutiamo Buonasera anche Enzo Buttò e noi ci dobbiamo fermare, a tra poco continueremo a parlare di promozione, ecco spiegato perché Giuseppe D'Antone tra poco ci racconterà questa bella giornata di sport a Lentini con lo scontro diretto vinto sul Giarre. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità. Ci fermiamo proprio per qualche minuto.